Vorrebbe qualcuno che ci mettesse a giorno. Per andare a Milano non è una cosa semplice. Qualcuno? E io allora qua che ci sto a fare? Tutti mi chiamano il milanese. Mezzacata, ma parliamoci chiaro, voi siete stati veramente a Milano, no? E come, non ci sono stato? Ho fatto il militare nel 31. Lo dico io, cavalleria. mezzacapa. E i milanesi, quando vi vedevano, che dicevano? Che dovevo? No, dico quando camminavate per la strada. Beh, questo tipo straniero, va. Ma per carità, No. sì, chi si andavano ad accorgere di me a Milano? Ma voi non avete idea di Milano che cosa sia? Parlano, Parlano. Ma Milano è una grande città. sì. Camminano come noi. Camminano. Ma c'è un traffico enorme. Anzi, vi dovete stare accorti, eh? Là, attraversare una strada è una cosa pericolosa, sai. E chi traversa? Chi si muove, per carità? Certo, non è una città, vero? Il clima non è come qui da noi. Lì è un clima più rigido. Vento, neve, freddo, le bufere. Le bufere. Ci sono? Le bufere? Sciolto. Sì, bufere. Per la strada? Per la strada. Per la strada, per tutto. Entrano nei palazzi, salgono le scale, che ne so. Acqua, vento e nebbia. Nebbia. Questa è l'impressione. Tutta ma nebbia. E a Milano quando c'è la nebbia non si vede. Perbacco. E chi la vede? Cosa? Questa nebbia, dico. Nessuno. Ma dico, se i milanesi a Milano quando c'è la nebbia non vedono, Sì. come si fa a vedere che c'è la nebbia a Milano? No, ma per carità, ma quella non è una cosa che si può toccare. Diciamo così. non si tocca. Quella è una cosa che Non si tocca. penetra. No, io adesso, a parte questa nebbia, io non la tocco, per carità, No. ma adesso se noi dobbiamo incontrare a nostro nipote, questa cantante, come li vediamo? Dove li troviamo? Già, non ci avevo pensato. E quella è facile, la cantante, quella c'ha il nome sul manifesto. Hai capito? A Milano, quando c'è la nebbia, mettono i nomi sui manifesti. Dici, chi mi vuol trovare, io sto qua. Ah, ho capito, mette le segnalazioni. Le segnalazioni. Vedete il nome della cantante, andate a teatro. Ma